2000 giorni dal referendum sull'autonomia, il ministro Calderoli a Vicenza, insediata la cabina di regia con i 61 saggi. A fine aprile inizia il lavoro sui LEP, a inizio 2024 i primi trasferimenti di funzioni. Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione la gara per l'assegnazione della seconda linea del tram di Padova è legittima. Una delle società del consorzio che ha vinto la gara d'appalto non aveva i requisiti, APS Holding, i lavori non si fermano. 29 anni di reclusione al 39enne rom che nel 2021 sparò e uccise il cugino seminando il panico in una zona di Treviso. La procura aveva chiesto l'ergastolo, ma secondo il giudice non ci fu premeditazione. Temperature in calonetto, il clima anomalo e le precipitazioni imbiancano le montagne venete dall'altopiano di Asiago al Bellunese con record a Misurina, spazzaneve in azione anche in Cansiglio, Grappe e Pian delle Femmine. Il maltempo di queste ore non basta a risolvere l'emergenza sempre più alta della siccità. Il PD Veneto presenta un piano in 10 punti per affrontare il problema. La Regione attaccano i Dem, non hanno fatto abbastanza. Una ricerca dell'Università di Padova ha ricostruito con i rilievi e foto satellitari le cause della tragedia della Marmolada dello scorso luglio, 64.000 tonnellate di ghiaccio e detriti che hanno ucciso 11 persone. Progetto Scuola Sicura Veneto, parte da Vicenza la prima esercitazione della protezione civile regionale dopo la pandemia che coinvolge gli studenti degli istituti superiori in ogni provincia. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli l'avete sentito: autonomia in primo piano, oggi i 2000 giorni dal referendum dei Veneti. Il ministro Roberto Calderoli a Vicenza incontra in queste ore il governatore Zaia, sentiamo le sue parole. Martedì abbiamo insediato formalmente la cabina di regia, anche se dal 9 di febbraio sta già lavorando, quella che andrà a definire i livelli essenziali delle prestazioni, i costi e i fabbisogni standard. Quindi quel doppio binario sta correndo. I 61 saggi attendono la registrazione della Corte dei Conti rispetto al DPCM di loro nomina. Noi stiamo raccogliendo tutto il materiale in modo che abbiano i contenuti su cui lavorare. Ritengo che da fine di aprile i saggi dovranno dirci quali materie sono riferibili ai LEP o meno, perché quelle di cui c'è la necessità della definizione dei LEP devono avere la definizione per poter essere trasferite. Quelle che non hanno un riferimento ai LEP dal giorno dopo l'approvazione della legge potranno essere trasferite. Ritengo che per la fine dell'anno potremo avere l'approvazione della legge d'attuazione e una buona parte dei livelli essenziali per quelli di cui ci sarà bisogno, e quindi inizio 2024 si inizia a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni. Per ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la gara per l'assegnazione dei lavori del SIR 3, la seconda linea del tram, è illegittima. A quanto riferisce l'Autorità Anticorruzione, una delle società del consorzio di ditte che ha vinto la gara d'appalto non aveva i requisiti per partecipare, lo ha stabilito l'Autorità nella delibera 141 del 4 aprile 2023, approvata al termine di un'istruttoria che ha preso il via su segnalazione di un deputato e che è stata notificata oggi alle parti in causa. In una nota APS Holding spiega che procederà alla disamina delle considerazioni espresse dall'autorità e fornirà le valutazioni di competenza, ribadendo sin d'ora fermamente la piena legittimità dei propri atti. In ogni caso preme evidenziare che le attività del SIR 3 continueranno a procedere regolarmente stante l'assegnazione di provvedimenti incidenti sul contratto da quasi un anno stipulato. Ed ora la cronaca: 29 anni di reclusione per la violenta sparatoria di Borgo Capriolo a Treviso. La Corte d'Assise di Treviso ha condannato Branko Đurđević per la morte dello zio Domenico. Era il febbraio del 2021 a Treviso. Tensioni fra le famiglie rom in aula. Esclusa la circostanza aggravante di cui l'articolo 577 numero 3 codice penale e applicate le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis codice penale ritenute equivalenti alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 29 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Non è l'ergastolo con isolamento diurno chiesto dalla pubblica accusa, ma la condanna a 29 anni di reclusione pronunciata a ridosso del mezzogiorno dalla Corte d'Assise trevigiana è comunque pesante. Lo sguardo di Branko Đurđević, 39 anni, dice tutto prima di ritornare in carcere a Venezia.
I fatti sono quelli sanguinosi e drammatici dell'8 febbraio 2021, quando in Borgo Capriolo, zona Santabona, l'uomo ferì a colpi di pistola Domenico Gioco Durdevic, 53 anni, morto dopo alcune settimane di agonia al Cafoncello. Per tutti era lo zio, in realtà vittima e carnefice erano cugini. Sullo sfondo una storia familiare complicata e la gestione di una bambina, figlia della compagna di Branco e nipote di Gioco. In aula, così come all'esterno, le due famiglie di origine rom, quasi due fazioni scortate da polizia e carabinieri. Non sono mancate frasi forti e momenti di tensione, come quando Sharon, la compagna di Branco, si è rivolta ai familiari della vittima, tra questi anche Riccardo, figlio di Gioco e padre della bimba contesa, uscito dal carcere di Santabona nelle scorse ore. Siete contenti adesso che vi rovinato la vita? Ma ci hanno rovinato, ci hanno perpetuito tutta la vita. Neanche uno deve uscire dal carcere, si impicca! Riconosciuto il tentato omicidio nei confronti di Vera Ola e di Giampiero Petricciolo, rispettivamente figlia e genero della vittima, che il giorno della sparatoria lo accompagnarono ad affrontare il parente. Branco invece è stato prosciolto dal tentato omicidio dell'altra figlia di Gioco, Samantha, saltata l'aggravante della premeditazione. Non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Certamente. Partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. La difesa nel corso del processo aveva sostenuto l'eccesso di legittima difesa da parte di Branco, chiedendo anche di considerare l'attenuante della cosiddetta provocazione per accumulo. Le tensioni a Borgo Capriolo erano all'ordine del giorno. Per la parte civile invece giustizia è fatta. Credo che l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema enorme gravità di quanto è avvenuto. Montagne imbiancate che si vedono sin da lontano e record a Misurina in comune di Auronzo di Cadore, uno strato sino a 40 centimetri di neve fresca, ricoperto infatti nelle ultime 24 ore le montagne bellunesi. Il record, secondo il bollettino dell'ARPAV, spetta a Misurina, dove si è registrata la punta massima, ma abbondanti nevicate hanno interessato anche il passo Mauria, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Alleghe e Alpago. Questa nuova perturbazione ha portato anche un significativo calo delle temperature e nuove nevicate saranno possibili fino a 800 metri di altitudine. E l'ondata di maltempo che ha colpito il Bassanese ha portato una nevicata a sorpresa anche sui fondi valle e sui paesi dell'altopiano dei 7 comuni. L'inverno non vuole proprio andare in pensione quest'anno e porta ancora una volta la proverbiale nevicata fuori stagione sull'altopiano dei 7 comuni, dove si è verificato un brusco abbassamento delle temperature che ha portato il limite delle nevicate fino a quota 800 metri. Nella prima parte della giornata i fiocchi erano scesi solamente sui rilievi, imbiancando il Verena, le Melette e l'Ortigare, le altre cime del comprensorio. Poi la colonnina di mercurio è precipitata, trasformando nuovamente i paesi in una cartolina da fiaba, con qualche difficoltà per la viabilità e per chi era per strada nel tardo pomeriggio di giovedì. Da quelle parti la Dama Bianca ha molti nomi e le nevicate di questo periodo vengono chiamate Cucusnea o Lodosnea, ovvero le nevi del cuculo o dell'allodola, che annunciano entrambe la primavera. La neve è scesa copiosa anche su Cimagrappa, dove gli accumuli sono stati di almeno una decina di centimetri. Quel che la neve ha fatto sulle montagne del Vicentino, la pioggia ha replicato in pianura. Finalmente, dopo un avvio piuttosto deludente della perturbazione annunciata per questi giorni, le precipitazioni hanno superato i 20 mm a Bassano e dintorni, dando un po' di fiato a un territorio alle prese con una crisi idrica ormai drammatica. Poco rispetto agli 8 metri d'acqua che mancano nei pozzi, ma sufficienti per dare un segnale dopo settimane di siccità. Ora pianura e montagna devono fare i conti con temperature minime piuttosto inusuali per il periodo. Il termometro ha segnato 5 gradi a Bassano ed è andato sotto lo zero in Altipiano, dove la situazione potrebbe filare su questi binari per qualche altro giorno.
Viste le basse temperature, il Comune di Treviso ha ulteriormente prorogato fino al 22 aprile la facoltà di accensione degli impianti termici. Intanto nella notte la neve di aprile ha ricoperto le zone montane dal Grappa al Cansiglio, 20 cm di neve, ed è dovuto scattare il piano di pulizia della provincia. La nevicata fuori stagione che ha imbiancato il Grappa, il Cansiglio e Pian delle Femmine ha costretto la provincia a far scattare il piano neve. 5 mezzi hanno lavorato per tutta la notte per liberare la rete viaria oltre i 400 metri di altitudine, dove si è formato una coltre di circa 20 centimetri di neve. Il piano era pronto a essere attivato in base alle previsioni meteo che annunciavano possibili precipitazioni nelle zone di montagna. Le ditte incaricate di occuparsi erano state per questo allertate e si erano preparate ad affrontare lo sgombero della neve e la messa in sicurezza delle strade del comprensorio interessato dalle fitte precipitazioni, che hanno offerto uno scenario insolito a metà aprile. Le operazioni di pulizia delle principali arterie stradali sono iniziate ieri sera e sono proseguite per tutta la notte. Oltre allo sgombero e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio, i mezzi in azione hanno restituito strade in sicurezza fin dall'alba di oggi, consentendo la normale circolazione. La guardia nei prossimi giorni non verrà però abbassata. Il meteo continuerà a essere monitorato, così da essere pronti a intervenire in caso di necessità. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio. Il Partito Democratico lancia lo slogan Veneto a secco e fa 10 proposte per combattere la siccità. 10 azioni concrete per affrontare la peggiore crisi idrica degli ultimi decenni, dalla pulizia degli invasi agli investimenti sulla rete idrica, dagli incentivi per i soggetti che rendono più efficiente l'utilizzo dell'acqua alla chiusura dei pozzi abusivi. Sono le proposte del Partito Democratico del Veneto, che ha avviato la campagna Veneto a secco per una nuova strategia nell'uso dell'acqua. In maniera concreta bisogna combattere i cambiamenti climatici e quella dell'emergenza idrica è una conseguenza dei cambiamenti climatici, della riduzione delle precipitazioni, dell'innalzamento delle temperature, e noi abbiamo voluto quindi indicare un modo concreto. Una campagna che fa 10 proposte concrete che chiama in causa direttamente anche la Regione Veneto, considerando insufficiente quello che ha fatto finora. Gli effetti sono senza precedenti e comprendono il calo delle precipitazioni, l'aumento delle temperature, la diminuzione drastica dei livelli delle acque e la risalita del cuneo salino. Purtroppo il governo nazionale ha fatto un decreto sulla siccità nominando un commissario che è Salvini, senza risorse e rischiando di solamente appesantire le procedure, e il governo regionale ha già un commissario che è Zaia dal 2021, ma purtroppo i risultati non si sono visti e ultimamente è stata fatta un'ordinanza che contiene solo qualche buon intento ma nessuna misura concreta. E le piogge registrate in tutto il Veneto nelle scorse ore, con valori dai 5 ai 50 mm, non sono state assolutamente sufficienti a colmare il deficit accumulato nei mesi scorsi, che va dai 30 mm in meno nella zona meridionale del Veneto ai 100 mm nella zona nord della regione. Una ricerca dell'Università di Padova ha cercato di ricostruire le cause e la dinamica della tragedia della valanga della Marmolada dello scorso luglio. Il tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato dall'aumento delle temperature. Questo emerge dallo studio di un team internazionale di ricercatori coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Abbiamo avuto per 2 mesi temperature che erano di oltre 3 gradi superiori alla media. Questo ha generato una grande quantità di acqua di fusione. Quest'acqua è penetrata dentro il ghiacciaio e è andata a costituire una sorta di serbatoio all'interno del grande crepaccio che poi corrisponde al punto in corrispondenza del quale abbiamo avuto il crollo. Il 3 luglio dello scorso anno, alle 13:43, si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, originando una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Il ghiacciaio della Marmolada è oggetto di studio da decenni da parte dell'Università di Padova. Oggi abbiamo più di 300 collassi
all'anno che avvengono in varie parti del globo e altrove anche con effetti più catastrofici, per esempio in Canada. Le alte temperature hanno sciolto velocemente il ghiaccio infiltrato dall'acqua che ha fatto da cuscinetto con la montagna, favorendone il distacco. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. Forse non è neanche pensabile interdire tutte le aree di alta quota in funzione del rischio che è aumentato. Forse quello che sarebbe necessario è una maggior consapevolezza da parte degli escursionisti e sicuramente un incremento negli studi e nei monitoraggi delle aree che sono sensibili. Ed ora andiamo a Vicenza con il progetto Scuola Sicura Veneto. Con un palloncino che viene gonfiato all'interno in modo da aderire perfettamente alla parete della trachea, io stacco la maschera, perché adesso la maschera non mi serve più. Decine di giovani occhi attenti puntati sull'operatore del SUEM che spiega con l'ausilio di un manichino quali siano le corrette manovre di primo soccorso in caso di difficoltà respiratoria. È solo una delle postazioni predisposte oggi dalla Protezione Civile regionale nel cortile dell'Istituto Professionale Montagna. Dopo la pausa imposta dal Covid riparte proprio da qui, da Vicenza, il progetto Scuola Sicura Veneto che prossimamente vedrà interessati anche altri istituti nelle diverse province della regione. Qui è stata simulata l'emergenza dovuta a un incendio, con relativa evacuazione dello stabile, con l'arrivo reale delle squadre di soccorso dei pompieri, dei sanitari, delle forze di polizia, coordinati dai gruppi di protezione civile. La reazione dei ragazzi all'arrivo dei mezzi che non se l'aspettavano, pensavano che fosse la solita esercitazione in cui escono e poi rientrano. Siamo venuti con delle pompe idrovore come dimostrazione che vengono utilizzate in caso di grosse alluvioni. E poi abbiamo portato un generatore con la torre faro. E i ragazzi ci hanno chiesto cosa c'è all'interno dei cassetti, su cosa appoggiano i puntoni. I ragazzi sono stati molto partecipi anche perché abbiamo fatto precedere questa giornata da delle attività di formazione dedicate ai ragazzi in collaborazione col SUEM. Uno degli obiettivi di questa iniziativa è un domani pensare di vedere fra questi ragazzi qualcuno che indossa una divisa da soccorritore, perché ovviamente gli anni passano e quindi è bene avvicinare i giovani anche a questo mondo. È un impegno, perché non è semplicemente, come ho detto prima, garantire qualche ora quando ho voglia e tempo. È un impegno notevole perché prevede una grande preparazione, la formazione in aula, la formazione in campo, le esercitazioni e poi quando succede l'emergenza, che ovviamente per definizione non può essere programmata, c'è la necessità di partire. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Una perturbazione posizionata sul centro Italia influenza parzialmente anche il nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio di sabato 15 aprile. Sul Veneto inizialmente tanto sole, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio, quando sui monti non mancheranno dei rovesci, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Venti moderati in pianura da nord, temperature stazionarie, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo degli spazi soleggiati al mattino, poi cielo più nuvoloso con precipitazioni in montagna e anche sulle aree circostanti. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e annuvolamenti. Sui settori più settentrionali saranno possibili anche delle piogge. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17-20 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
sarà Conegliano.